A che punto sono i cantieri a Cagliari? Beh, il punto dei cantieri a Cagliari è stato lungo da descrivere e sicuramente tutta la città è oggetto di molti interventi interessanti, non solo della viabilità e dell'assessorata mobilità, ma anche quello dei lavori pubblici, anche quelli relativi alle pulizie dei caditoi, ai servizi tecnologici, quindi sono veramente tanti. E naturalmente è molto difficile gestire e portare avanti questi lavori. La cosa importante è che stanno avanzando. Con un po' di pazienza chiediamo ai cittadini di appazientare anche un po', uno dei più importanti è la rotazione di Via Cadello, ma anche la rotazione di Piazza Santa Vendrace, stanno procedendo celermente, nel giro di pochi mesi vedremo tante conclusioni. Intanto con la Commissione Trasporti, con l'ingegner Portoghese e i commissari della Commissione competente, oggi abbiamo fatto una ricognizione su tutte le varie problematiche, i cantieri, quelli che stanno per essere completati. Abbiamo parlato del progetto dell'appalto delle piste ciclabili, che può sembrare un appalto semplice, invece è tutt'altro che semplice, è complicato nell'esecuzione perché avviene in strada, dove accadono tante cose. Un giorno ci sono i tagli della Telecom, un giorno ci sono i tagli di Albanoa, un giorno c'è la pulizia dei corridoi, un giorno c'è la manifestazione, insomma ci sono tante cose che stanno facendo allungare oltre il tempo contrattuale questo appalto. Comunque procede, anche questo verrà completato. Un appalto molto importante è quello che riguarda la piazza Santa Vendrace. In questo caso le problematiche al traffico in questo momento sono abbastanza contenute, però a partire da aprile, presumibilmente intorno al 15 aprile, verrà montato l'anello centrale di circolazione e quindi istituita la circolazione a rotatoria. Ecco, da quella fase ci sarà una fase un po' più faticosa per il traffico perché per completare le opere, le pavimentazioni, l'illuminazione pubblica, le caditoie, la gestione delle acque, bisogna fare tante interferenze con il traffico, allora sì che sarà un po' più pesante. Anche lì però contiamo, insomma, l'impresa sta procedendo con grande sensibilità in questo senso. Altri cantieri sono meno impattanti, non si vedono, per esempio in via Peschiera si sta realizzando un cunicolo tecnologico, però sta procedendo. Questi giorni, stamattina, montavano i primi elementi prefabbricati che conterranno i sottoservizi in un'area a rischio di crolli. Altre opere invece hanno avuto un impatto più significativo e visibile, penso a Via Italia con i collettori C70 e il collettore C38 che consentiranno di mettere in sicurezza sotto il profilo idrogeologico l'abitato di Pirri. Anche lì nel corso di 4-6 settimane i lavori andranno a concludersi.